Nonostante il sole cocente di ieri e le alte temperature, gli archeologi presenti alla valle continuano i lavori per portare alla luce i resti di quello che fu l'antico teatro Akragas. I lavori sono stati seguiti dall'archeologo Luigi Maria Caliò, che grazie a una convenzione tra l'Ente Parco e l'Università di Bari siglata per avviare l'analisi come studio di aree monumentali presso l'Agorà Superiore di Akragas, un centinaio di reperti di grande interesse archeologico sono stati trovati fino ad ora durante gli scavi. Lo scavo è stato molto piccolo in questa fase, abbiamo semplicemente guardato le fasi bizantine e sembra che ci sia una continuità di vita in questa parte alta del teatro fino al VII-VIII secolo d.C., però siamo ancora all'inizio di questa ricerca. Tanti reperti che avete trovato? Sì, abbiamo trovato tanti reperti, molto comuni però, nulla di eccezionale in questa fase. Quanto pensi che ci voglia di lavoro ancora per poter vedere un po' la struttura? Ci vuole tanto lavoro, non saprei, penso bisogna quantificarlo in anni, almeno 4-5 anni di lavoro per avere un'idea maggiore di quella che è la struttura. Vi siete fatti già un'idea comunque di quello che può essere la struttura? Sì, ci siamo fatti un'idea, stiamo lavorando alle ricostruzioni e insomma spero quanto prima possiamo dare una prima immagine dell'edificio come doveva essere in antico. Ecco, quali sono le difficoltà a cui andate incontro in questo momento di scavi? Ma devo dire difficoltà poche, a parte la fatica fisica, nel senso che il parco ci sta aiutando in tutto e per tutto. E abbiamo delle difficoltà ancora a comprendere bene le strutture, questo sì, soprattutto in questa parte alta, però credo insomma ci vuole tempo ancora. Le strutture sono apprezzate dai tanti studenti che arrivano, che domande vi fanno? Sì, no, le strutture sono molto apprezzate anche perché il colpo d'occhio sul teatro è eccezionale e devo dire stanno arrivando anche tantissimi turisti che vengono a chiedere informazioni, quindi è una meta, ora che hanno aperto la nuova strada, è una meta importante anche per chi fa il giro della valle.